Buon basket a tutti amici telespettatori e benvenuti alla puntata numero 644 di Pianeta Basket, che è anche la 16ª del 17° ciclo di trasmissioni, anche se da 2 settimane ormai siamo entrati nel 18° anno consecutivo di trasmissioni di questa rubrica che è Pianeta Basket. Un saluto vi giunga come sempre in particolare da Paola Malfi e più in generale da tutta la nostra redazione, sempre pronta a darvi tutte le ultime news sul basket campano al maschile a 360 gradi, dalle cosiddette leghe professionistiche e fino al campionato di Serie D. Anche in questa puntata numero 644 un ampio excursus su quanto è successo nello scorso fine settimana alle formazioni della nostra regione e quanto potrà accadere, speriamo sempre in positivo, nel prossimo fine settimana. Alle stesse vi ricordo come sempre all'inizio di trasmissione le nostre numerose iniziative, la nostra web tv Pianeta Basket TV, che risponde all'indirizzo online www.livestream.com/pianetabasket_Napoli o più semplicemente raggiungibile attraverso il nostro blog ufficiale di informazioni, il cui indirizzo vedrete spesso durante questa trasmissione a cavallo tra il mio sterno e la mia pancia, spero il più giù possibile, blog.libero.it/pianetabasket, Pianeta Basket News, che è il nostro blog ufficiale di informazione che vi tiene compagnia quotidianamente, anch'esso con gli aggiornamenti di tutte le squadre campane, sempre dalle leghe professionistiche fino alle leghe dilettantistiche. Poi vi ricordo la nostra ultima iniziativa, nata ormai dal mese di settembre, quindi ormai siamo circa a 6 mesi dalla sua nascita, il format radiofonico del sabato mattina su Radio Club 91, Pianeta Basket il sabato alle 12:30 in poi si trasforma in un format radiofonico con il basket campano maschile di vertice, in quel caso sotto i nostri particolari riflettori. Poi vi ricordo il nostro gruppo di Pianeta Basket su Facebook, al quale naturalmente vi invito ad aderire, gruppo che ormai è nato da circa un paio d'anni e che continua la sua storia anche su uno dei network maggiormente conosciuti che è appunto Facebook. Allora andiamo subito a iniziare questa trasmissione, però naturalmente lo facciamo con la Serie A, amici telespettatori, che ha esaurito la sua prima parte di stagione con la disputa nello scorso fine settimana dell'ultimo turno d'andata della stagione regolare. La classifica ha premiato Siena con 24 punti, che rimane in testa alla classifica, poi Pesaro, Cantù, Milano e Bologna hanno 20 punti, buonissima la sesta posizione della Sidigas Avellino con 18 punti, in condominio con Venezia, ma con una migliore differenza nei confronti diretti, e quindi Avellino al sesto posto, Venezia al settimo, poi c'è Sassari all'ottavo insieme a Varese e Biella che hanno 16 punti, 11° posto per la 8 Caserta e poi via via tutte le altre formazioni. Come ricorderete la scorsa settimana ve lo avevamo anticipato, le prime 8 squadre classificate al termine del girone d'andata disputeranno le Final 8 di Coppa Italia, la seconda competizione tricolore del basket nazionale al maschile, che si svolgerà dal 16 al 19 febbraio ancora in quella di Torino. E l'unica rappresentante del nostro basket sarà la Sidigas Avellino, che appunto essendosi classificata al sesto posto incontrerà nei quarti di finale Cantù, poi la vincente del confronto affronterà in semifinale la vincente dell'altro confronto dei quarti di finale della parte bassa del tabellone tra Venezia e Pesaro. Ma naturalmente andiamo subito a guardare, prima di aver esaminato l'ottima classifica di Avellino e la classifica discreta, ma forse si aspettava qualcosa in più, soprattutto dopo un inizio brillante, per quanto riguarda l'Otto Caserta. Pazienza, l'Otto Caserta guarderà le Final 8 dal televisore, ma comunque l'obiettivo, lo abbiamo detto più volte, per quanto riguarda la simpatica formazione di coach Sagripanti, era quello della salvezza, obiettivo che sicuramente sarà centrato. Bene, ma andando ancora andando in onda qualche immagine proprio del derby tra le due formazioni, andiamo a guardare i risultati della 17ª giornata per entrambe le squadre. Allora, Avellino ha battuto Venezia 84-63 con un ottimo terzo e quarto tempo, Golemaz 22 punti, 3 su 6 e 3 su 5 al tiro, con 7 su 8 ai tiri liberi e 8 rimbalzi. Molto buona anche la prova di Johnson con 18 punti, 8 su 11 al tiro da 2 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche Tex Dean con 18 punti e 6 su 6 ai tiri liberi, ma soprattutto da rimarcare i 13 assist e gli 11 punti di un ottimo
Green, veramente artefice insieme agli altri giocatori già citati di questa bella vittoria della franchigia avellinese, che ha permesso alla stessa, ripeto, di conquistare il diritto a disputare le Final 8 di Coppa Italia che si disputeranno appunto dal 16 al 19 febbraio in quella di Torino. 55% da 2, 37% da 3 e 14 palle perse per Avellino, che comunque, ripeto, ha disputato una signora partita, soprattutto nella seconda parte dell'incontro. Veramente notizie incoraggianti per coach Vitucci. Tra l'altro avevamo saputo anche a metà settimana che gli eventuali problemi economici della società biancoverde per una mancata sponsorizzazione di carattere pubblico sono stati prontamente superati. Avellino a breve annuncerà un altro sponsor che si affiancherà alla Sidigas e che quindi assicurerà al club biancoverde linfa economica per tutto il termine della stagione. Quindi davvero notizie positive per Avellino, notizie incoraggianti per quanto riguarda la franchigia biancoverde. Mentre invece per quanto riguarda Caserta, purtroppo dobbiamo registrare la pesante sconfitta di Sassari. I bianconeri sono stati battuti 74-56 in quel della Sardegna. Si è salvato da una prova opaca generale, pensate soltanto il 16% da 3, il solo Smith con 28 punti, 10 su 12 al tiro da 2, 10 rimbalzi. Buona anche la prova di Donerkamp, soprattutto nell'ultimo quarto, il capitano canadese ha realizzato 11 punti con 3 su 4 da 3 e 7 rimbalzi, però ripeto, rimane la prova opaca di molti uomini chiave del roster bianconero, che però era privo dell'ala Righetti in panchina ancora a far numero. Come saprete ha subito un mese or sono una fastidiosa distorsione a un ginocchio che gli ha impedito di essere praticamente in campo nelle ultime partite. Ebbene, Caserta dopo la bella prova con Biella non è riuscita a ripetersi in quel di Sassari, perdendo nettamente, ripeto, 74-56, una prova davvero cattiva della squadra bianconera. Coach Sacripanti non se la sapeva spiegare in sala stampa, ma ora per Caserta è atteso sicuramente il pronto riscatto nell'anticipo di sabato prossimo della 18ª giornata alle 20:30 al Palaverde di Treviso. Caserta affronterà la formazione di coach Giorgevis e dei vari Thomas, Gori, Viggiano, Moldoveanu e Bulleri, che potrebbe recuperare proprio per l'incontro contro i casertani. Per quanto riguarda Treviso, una partita sicuramente non facile attende Caserta, soprattutto ancora una partita in trasferta per gli uomini di coach Sacripanti, che però devono sicuramente riscattare una prova non positiva in quel di Sassari. Ora naturalmente Sacripanti in settimana lavorerà anche sull'aspetto psicologico della squadra e cercherà di presentarla contro i vari De Nicolao, Becilovic, Bulleri, Thomas, Gori, Moldoveanu e compagni, in grado di poter contrastare il cammino ai biancoverdi. Caserta deve assolutamente riscattare, ripeto, la prova non positiva di Sassari, e sicuramente coach Sacripanti saprà come poter caricare a dovere la sua formazione per questo impegno. Invece per quanto riguarda Avellino, si torna domenica, questa volta alle 18:15, fra le mura amiche del Pala del Mauro. Si festeggerà la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia contro Montegranaro di coach Valli e dei vari Nicevic, Zorowski, Carl, McNeil, Antonutti, Kirksey ed Ivanov. Quella marchigiana era una squadra partita con ambizioni di playoff, ora si trova nella bassa classifica, ma pur sempre ha violato, lo ricordiamo, 3 settimane or sono il campo di Caserta, quindi è una formazione assolutamente da tenere in debita considerazione. Avellino tornerà a Pala del Mauro, ripeto, per festeggiare la qualificazione alle Final 8, ma vorrà naturalmente festeggiarla nel migliore dei modi davanti al pubblico amico,